Il problema sembrava risolto dopo le numerose denunce e le proteste da parte dei residenti. Invece qui in quartiere Pertini, in particolare in via Vian, c'è stata l'ennesima occupazione abusiva. I residenti sono stanchi e chiedono risposte al comune. Sono entrati dalla finestra, hanno buttato giù la porta e ha fatto entrare la moglie, si presume la moglie con una bambina. Dopo 2 minuti è arrivato un camion carico di materassi, brandini, eccetera, e hanno scaricato e sono andati via. Alla luce dell'ennesima occupazione abusiva, il cui problema sembrava essere stato risolto, i residenti di quartiere Pertini questa mattina hanno organizzato un'assemblea per affrontare il problema della sicurezza, ma soprattutto chiedere azioni mirate che nonostante le promesse non sono mai arrivate. Noi ci aspettavamo che succedesse un'occupazione e siamo ritornati indietro di parecchi anni quando le occupazioni erano all'ordine del giorno, creando problemi all'ordine pubblico, ma soprattutto creavano disturbi enormi al quartiere, ai residenti, soprattutto agli anziani, che sono quelli più impauriti quando succedono queste cose. Soprattutto impauriti. Soprattutto perché anche di sera è un po' difficile venire fuori perché hai sempre paura di qualcuno, c'è gente che litigano, gente che va su e giù, che non si sa da dove vanno e dove vengono. Oltre a vari consiglieri comunali di opposizione, anche il senatore veneziano Ferrazzi ha voluto partecipare. Bisogna creare le condizioni perché il grande lavoro che è stato fatto qui da voi continui attraverso un presidio anche delle forze dell'ordine, ma poi un presidio dei servizi, del sociale, degli uffici e via dicendo, che faccia sì che questo quartiere venga percepito da tutti come un quartiere di alto livello come altri ce ne sono all'estero. I residenti, che sono per lo più anziani, hanno paura anche di uscire di casa e lasciarla vuota perché qualcuno potrebbe entrare. Noi vogliamo vivere tranquilli qui. Quando andiamo a fare le spese, vogliamo andare a fare le spese, marito e moglie assieme. Non uno va a fare le spese e l'altro sta a casa a fare la guardia a casa. Non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Le case vanno assegnate a chi ne ha bisogno. La richiesta è sempre la stessa. Abbiamo chiesto alle forze politiche di non lasciarci soli su queste cose qua e pretendiamo che tutti si diano da fare affinché si ricrei una stagione di tranquillità, di sicurezza, soprattutto per gli anziani, soprattutto per i bambini che non devono vedere azioni violente